Il 500 in piazza di Signore a Treviso per la nuova manifestazione dei No Green Pass e No Vax, guardati a vista dalle forze dell'ordine, assembramenti e no mascherine, tensioni con i giornalisti. L'appello del primario di pediatria del Cafoncello ai genitori degli adolescenti dai 12 anni in su: vaccinati ragazzi senza timori, è l'unico modo per riprendere la socialità indispensabile per la crescita. Settimana incubo sulla Marca trevigiana, pioggia e nuova violenta grandinata nella zona della Pedemontana con chicchi grandi come sassi, allerta per le prossime ore. Drammatico incidente a Montebelluna, vettura di un'autoscuola travolge due ciclisti, uno di questi è grave e polemiche per l'insicurezza della strada. Sabato con traffico da Bolino Rosso nel secondo fine settimana di grosso esodo estivo, una giornata caratterizzata da diversi piccoli incidenti, coda e traffico intenso lungo la 4. Le cerimonie in ricordo dei caduti di tutte le guerre, tutto pronto a Cimagrappa per la cerimonia di domani mattina con l'arrivo del commissario straordinario per l'emergenza Covid. Presentati al Parco Archeologico dell'Ivelet i lavori di restauro delle palafitte, il Parco di Levine ritorna così ad essere un'importante attrazione di quel comprensorio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso. Allora subito andiamo in collegamento con Piazza del Signore dove ci sono i nostri Lucio Zanato e Lina Paronetto. Abbiamo visto già il collegamento nel Veneto e poi anche uno sguardo sulle altre manifestazioni dei No Green Pass nelle piazze del Veneto, da Mestre a Vicenza a Padova. Torniamo a Treviso. Lina. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori. Vedete dietro di me la piazza che comincia a svuotarsi via via. La manifestazione è finita da pochissimi minuti, anche se ancora vanno l'altoparlante con la loro musica e i megafoni che danno un po' di fastidio a questo collegamento, ma portiamo pazienza. Dietro a Lucio lo invito a mostrare anche il dispiegamento di forze dell'ordine che c'era per vigilare su questa piazza. Abbiamo detto 500 persone, ma indicativamente i manifestanti potevano essere un 300-350, il resto senza dubbio persone che passeggiando il sabato pomeriggio in città si sono fermate ad ascoltare, magari incuriosite anche dagli slogan. Siamo andati io e Lucio tra la gente a cercare di capire quali fossero le anime di questa piazza, che era estremamente variegata, c'era un po' di tutto, lo si vedeva dalle bandiere, lo si vedeva dagli striscioni. Chiedo alla regia di mettere in onda quello che è stato il nostro tentativo di far spiegare alle persone che erano qui il motivo di questo raduno che hanno già annunciato avverrà ogni sabato contro il Green Pass, contro l'applicazione del Green Pass. Buonasera signori, possiamo chiedervi come mai a questa manifestazione? No, così arriviamo di passaggio. Solo per curiosità quindi? Non perché crede a quel che si sta dicendo? Anche per quello sì. Perché il Green Pass non è d'accordo? Esatto, non sono d'accordo. Allora, limita quando tante cose che non sono corrette secondo me. Prego. Buonasera signora, vede che è un cartello, non parla? Lei? Come mai non parlate? E vabbè, e vediamo che come al solito non parlano. Buonasera, posso chiederle? Ecco qua, identica reazione di chi poi si lamenta di non avere visibilità. Buonasera signora, come mai? Posso chiederle come mai qui? No, sono venuto elogiato. Che sapete nel nostro cuore? Non parlate con i giornalisti, mi raccomando. Non è Esatto, come mai? Mi dica è la perché. verdura! Mi dica perché no. Ogni tanto un po' di carne, per carità! Non parlate con i giornalisti, questa è libertà secondo chi sta manifestando. Voi dovete avere rispetto, non avete rispetto per nessuno, noi abbiamo rispetto, no voi. Non parlate con noi? Dovete avere rispetto anche di chi è di diversi, noi non siamo Novax, noi siamo free vax, ognuno fa quello che vuole. Siamo venuti Questa si chiama civiltà. Io non sono non vax, ma sono qua, mio figlio è vaccinato.
sono pro fare le cose con un senso, quindi io non sono Novax ma sono qua, quindi volevo dire questo, non tutti siamo Novax ma abbiamo diritto anche di capire la realtà, è questo. Avanti, dillo che siamo venduti, dillo che siamo qui ad raccontarmi la cosa. Calma, perché se partiamo così Dai Lucio. non siamo venduti, siamo qui a raccontarvi anche per voi, per darvi visibilità. Certo, se vede. Andate, venduti. Questo dunque, Nicola, l'hai sentito, insomma, la reazione della gran parte, purtroppo dobbiamo registrarlo, anche se è corretto dire che ci sono state anche delle persone che ci hanno avvicinato per spiegare con calma e tranquillità, comprendendo che i giornalisti non sono terroristi come la piazza ha gridato fino a poco fa, ma facciano da cassa di risonanza, se gli viene permesso, anche alle idee differenti. E infatti un paio di persone ci hanno avvicinato proprio per spiegarci con calma perché erano qua, perché il Green Pass fa paura, alcuni erano degli esercenti, alcuni sono degli artigiani, persone che hanno anche delle motivazioni dopo un anno e mezzo di fatica, di sofferenza anche economica a essere contrari al Green Pass. Come ti dicevo prima, è stato già preannunciato abbondantemente che nelle piazze si scenderà finché non cambierà la linea del governo su questo Green Pass, quindi l'appuntamento è per ogni sabato pomeriggio sostanzialmente. Adesso, come vedi, appunto la piazza si sta un pochino svuotando, sembra una piazza da sabato all'ora dello spritz più che una piazza che protesta, ma tant'è. Anche in questo caso purtroppo dobbiamo registrare assembramenti, dobbiamo registrare molte persone vicine senza mascherina, si poteva forse prendere, ecco, se si voleva solo manifestare pacificamente, qualche precauzione in più per evitare, in questo momento in cui i contagi stanno salendo, di aiutare il virus, insomma, a propagarsi. Se non hai domande da studio, io ti restituirei la linea da Piazza dei Signori. Grazie davvero a Lina Paronetto e anche al nostro Lucio Zanato davvero per questo racconto. Grazie. Questa dunque la piazza dei Signori a Treviso. Intanto il messaggio che arriva dal primario di pediatria del Cafoncello di Treviso per quanto riguarda le vaccinazioni degli adolescenti è proprio questo: vaccinateli. Quasi il 30% degli adolescenti in Veneto ha ricevuto la prima dose di vaccino, l'11% ha completato il ciclo, eppure sono ancora numerosi i genitori che rimandano la prenotazione, soprattutto per i ragazzi più piccoli. Il primario della pediatria di Treviso rassicura le famiglie. I dati scientifici, ma proprio i dati anche sul campo delle vaccinazioni in età pediatrica sono rassicuranti. Gli effetti collaterali non sono superiori a quelli dell'età adulta. La maggior parte dei giovanissimi che contrae il virus non ha conseguenze gravi, ma ci sono dei casi, seppur rari, di bambini finiti all'ospedale. Una trentina a Treviso dall'inizio della pandemia e 10 dopo il Covid hanno avuto la sindrome infiammatoria multisistemica, una complicanza molto grave. Vaccinarli protegge la loro salute, rallenta la circolazione del virus e soprattutto è l'unico modo per una ripresa di tutte le attività di socializzazione, dalla scuola allo sport, indispensabili per una buona crescita psicofisica dei ragazzi. La vaccinazione ai nostri ragazzi serve proprio per sperare, auspicare e aumentare di molto le probabilità che si possa avere una riapertura delle scuole, un anno scolastico il migliore possibile senza dover ricorrere alla DAD. E gli effetti sugli adolescenti del lungo isolamento si stanno facendo sentire. L'aumento di tutta quella patologia, chiamiamola così, dovuta neuropsichiatrica, ma con aumenti del 150, del 200%, riguardo disturbi sia di tipo ansioso, sia di tipo depressivo, disturbi della condotta alimentare e, ahimè, anche un aumento degli atti di autolesionismo e anche di tentato suicidio. Di qui l'appello del primario ai genitori. Vaccinare significa poter permettere ai ragazzi di non ammalarsi, di non rischiare che facciano ammalare magari i nonni o qualche amico o qualche conoscente che non può vaccinarsi, perché non dimentichiamoci che qualcuno non può vaccinarsi, e poi così gli permettiamo anche di riprendere la scuola, di riprendere lo sport per dargli un futuro migliore possibile.
Allora il maltempo è stata una settimana da incubo, si chiude e forse non è ancora finita questa settimana terribile sul fronte maltempo per la Marca, una nuova grandinata e ancora pioggia in queste ore, sempre nelle stesse zone colpite negli ultimi giorni dalla Pedemontana e l'Asolano. Nuova ondata di maltempo, una violenta grandinata sulla Pedemontana ha colpito il territorio da Fonte a Pieve del Grappa, Borso, Pagnano, Castelcucco, con chicchi fino a 5 centimetri. Colpito dal maltempo anche l'altopiano d'Asiago. Immagini dalla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa che fanno il giro dei social e che riportano alla mente quella che è stata una settimana da incubo in cui il maltempo intermittente non ha dato tregua, colpendo a partire da domenica scorsa il Basso Feltrino e la zona di Pederobba, poi i Colli Asolani dove il forte vento ha scoperchiato la chiesa e dove si sono susseguiti decine di interventi, così come la tromba d'aria che si è verificata a Collabrigo. Anche il Monte Bellunese non è stato risparmiato, così come Treviso dove lo scenario è stato quello di allagamenti e alberi caduti. Intanto è prevista allerta gialla in Veneto per le prossime ore con un aumento delle condizioni di instabilità, specie in nottata. La cronaca è un grave incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 9 a Montebelluna, travolti 2 ciclisti dalla vettura di un'autoscuola. 2 ciclisti travolti da un'auto della scuola guida condotta da un allievo con accanto a sé l'istruttore. Un 70enne di Zelarino, grave al Cafoncello di Treviso, un 73enne di Mestre in condizioni meno critiche, ricoverato all'ospedale di Montebelluna. Si è sfiorata ancora una volta una tragedia in via Trevignano, la strada che da Montebelluna porta a Istrana. Erano le 8:50 di questa mattina quando il gruppetto, composto da ciclisti, esperti e attrezzati, è stato travolto dall'auto. Mentre uscivo ho sentito delle grida in pratica e questa macchina era una macchina a scuola guida, erano in 6 e 7 a dire il vero, e 3 li ha toccati e sono caduti nel fosso praticamente. Che il 70enne versasse in condizioni serie è stato subito evidente. Sul posto, oltre all'ambulanza, è stato fatto intervenire l'elisoccorso del SUEM 118 che ha trasportato d'urgenza il ciclista all'ospedale del capoluogo. Le indagini sulla dinamica del grave incidente sono state affidate alla polizia locale di Montebelluna. Quel che è certo è che via Trevignano si conferma un'arteria stradale particolarmente a rischio, tanto che in passato era stata intrapresa una raccolta firme per chiedere interventi di messa in sicurezza. La pericolosità della strada è impressionante perché giovedì hanno fatto un incidente, venerdì un camion a me ha buttato giù la mura e oggi e stamattina i ciclisti, domani chissà, cioè capita sempre. La velocità è troppo alta e poi la velocità è alta, si sa che prima o dopo qualcosa di grave può succedere. Poi ci sono tante biciclette e moto, soprattutto nei fine settimana, nei weekend estivi, camion, corriere, c'è di tutto. Io non ho mai visto una strada così pericolosa, c'è da aver paura. Intanto proprio Montebelluna si stringe nel dolore per la scomparsa dell'architetto morto nel tragico incidente avvenuto ieri nel Bellunese proprio mentre andava a tumulare le ceneri del fratello. Montebelluna piange Claudio D'Agaro, il 63enne deceduto ieri in un incidente a Santo Stefano di Cadore, architetto molto conosciuto a Montebelluna dove abitava fino a poco tempo fa, originario della Carnia. Ieri lo schianto fatale contro un'autocisterna mentre stava andando alla cerimonia di tumulazione delle ceneri del fratello Dante, scomparso a marzo. Entrambi erano soci del gruppo Alpini di Montebelluna con cui da poco avevano ricordato suo fratello con un pranzo, un'eredità conviviale offerta proprio da Dante prima di morire affinché lo ricordassero. Lui faceva parte del gruppo Alpini di Montebelluna e ultimamente poi aveva trasferito il suo domicilio a Castello di Godego. Lo studio lo aveva a Mercato Vecchio a Montebelluna ed era una persona nota. Riservato e dedito al lavoro, conosciuto soprattutto nell'ambiente professionale, aveva lavorato in una cooperativa di architetti prima di mettersi in proprio, era specializzato nel recupero di dimore storiche. Ieri viaggiava con la famiglia, la compagna e le 2 figlie, una delle quali, 20enne, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. La compagna e l'altra figlia sono state portate all'ospedale di Pieve e a quello di Belluno.
E ancora a Montebelluna fa discutere l'indagine della Guardia di Finanza il caso del bonus cultura che ha visto coinvolta una storica libreria della città. L'appello dell'assessore comunale ai ragazzi: seguite le regole. La cosa che mi spiace è il cattivo esempio che viene dato ai ragazzi, perché probabilmente proprio noi adulti, e soprattutto in questioni come queste, dovremmo essere noi adulti a dare l'esempio e a determinate richieste avere il coraggio e la forza di dire di no, perché l'educazione arriva prima di tutto dalle persone adulte. Non c'è condanna ma rammarico nelle parole dell'assessore alla cultura che guarda all'indagine che ha coinvolto la libreria storica del territorio caduta nella rete delle indagini della finanza per indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato, insieme a 57 ragazzi sanzionati per aver fatto del voucher cultura da 500 euro riservato ai diciottenni un uso improprio. I voucher sarebbero stati trasformati in gadget, smart box o altra oggettistica che nulla a che fare con le finalità del bonus cultura, dichiarando il falso. Il titolare, oggi al lavoro, ha preferito non commentare l'accaduto. Intanto dall'assessore arriva l'appello ai giovani. Di non fare queste cose, di non fare queste richieste, perché nel bene o nel male poi si viene intercettati, si rischia, al di là anche del fattore economico a cui andranno incontro le famiglie per poter pagare le multe, ma è proprio una questione di principio. L'educazione civica è una cosa molto importante, il rispetto di quello che sono le regole, che sono regole poi queste a favore loro, perché il bonus non è una cosa dovuta, è una cosa che lo Stato ha dato in più per poter permettere a loro di accedere a servizi come quelli del cinema, dei teatri, dei musei, di libri, per poter facilitare il loro percorso formativo, e andarli a sperperare in cose di nessuna utilità credo che sia veramente di cattivo esempio. Torniamo a parlare del traffico con il sabato e il weekend da bollino rosso lungo l'autostrada. Vediamo come è andata oggi e come potrebbe andare domani. Traffico intenso, rallentamenti, qualche coda, ma sostanzialmente nessun problema grave nel secondo fine settimana di esodo estivo. Nella prima mattinata però una coda che ha raggiunto i 5 km si è formata tra Padova Est e il bivio con la 57 in direzione Trieste, anche a causa di un incidente senza feriti tra due auto all'altezza di Vigonza. Più in generale comunque è stata tutta la giornata ad essere caratterizzata da diversi piccoli incidenti. Quando ci sono queste situazioni di traffico si verificano molti piccoli tamponamenti che contribuiscono a rallentare ulteriormente il flusso veicolare. E infatti per questo mi sento di raccomandare di rispettare attentamente le distanze di sicurezza anche se il traffico è rallentato, e di tenere alta la concentrazione, piuttosto fare ogni tanto una sosta in area di servizio se si sa un viaggio di molte ore. Questa mattina il tratto tra Padova Est e il bivio A4 a 57 ad Arino è stato percorso da 15.752 automobili in direzione Trieste, con picchi sopra i 3.000 mezzi l'ora. Flussi sostanzialmente simili anche in direzione Milano, con 16.611 transiti nella mattinata. Come lo stesso sabato dell'anno scorso, alla barriera di Venezia Mestre in A57 sono passati poco più di 11.000 veicoli. In direzione Milano invece i passaggi sono stati 8.516, più 7,47% rispetto all'anno scorso. Oggi dalle 7:30, 8 è iniziato a essere veramente intenso il traffico, e prima invece era più scorrevole, si poteva viaggiare meglio. È difficile fare previsioni perché ci sono delle occasioni in cui invece il traffico è intenso anche dalle ore notturne, insomma. Questa tendenza continuerà per tutto il fine settimana? È previsto bollino rosso anche la giornata di domani, e quindi è prevedibile che anche domani sia una giornata di traffico fortemente intenso. Attenzione dunque a chi si mette alla guida, adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso. Allora andiamo a Cima Grappa, ormai tutto pronto per la tradizionale cerimonia dedicata ai caduti delle guerre, quest'anno impreziosita dalla presenza del commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo. Tradizionale cerimonia della prima domenica di agosto sul Monte Grappa, dedicata ai caduti di tutte le guerre, in programma domani, alla quale prenderà parte anche il commissario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che alle 9 terrà il discorso di commemorazione. Con l'occasione sarà scoperta al santuario una stele votiva realizzata con una roccia del massiccio dedicata alla Madonna del Grappa, a protezione contro la pandemia da Covid-19. Un simbolo che va a dare un senso ancor più emblematico a un luogo
luogo icona di resilienza, sostenibilità e inclusione, come lo ha definito la sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, vocato a diventare sempre più esempio di pace e unione. La giornata vedrà anche la presenza della ministra per la disabilità Erika Stefani e della sottosegretaria alla difesa Stefania Pucciarelli. Blindatissimo l'accesso al Sacrario Militare, la strada di salita sarà chiusa dalle 23 di oggi, sabato 31 luglio, alle 11 di domani, 1 agosto, dalla statale Cadorna sino al bivio per Feltre e dalla provinciale Giardino sino alla piana Pellizzari. A Cima Grappa si potrà arrivare solo a piedi o in bicicletta, consentito un massimo di 1000 persone ed obbligo il rispetto delle norme anti-Covid. A Revine Lago il parco archeologico torna ad essere un'importante attrazione del comprensorio con il restauro delle palafitte. Il parco archeologico didattico dell'Ivelet a Revine Lago ritorna completamente visitabile grazie ai lavori di recupero delle palafitte gravemente danneggiate dall'ondata di maltempo dello scorso dicembre. Sono stati gli operai forestali di Veneto Agricoltura, utilizzando tecniche di ricostruzione archeologica, a eseguire l'intervento. Il rifacimento di tutte e 3 le coperture delle palafitte del parco archeologico, che necessitavano di lavori di manutenzione straordinaria a fronte ormai di quasi un decennio d'età e degli ultimi eventi atmosferici che ci hanno interessato in queste ultime annate. Intervento finanziato dalla provincia con 30.000 euro, così da restituire il parco alle tante scolaresche e alle famiglie che lo visitano nei fine settimana. È una soddisfazione, si rimette in pista un parco archeologico veramente bello, unico oserei dire in Italia o comunque tra pochi, di cui insomma bisognava fare degli interventi di manutenzione qualificata. Non tutti sono in grado di fare gli interventi che sono stati fatti qui e colgo l'occasione per ringraziare la Regione del Veneto di aver messo a disposizione le loro maestranze. Contestualmente alla presentazione del restauro è stato firmato il rinnovo della convenzione tra provincia, comune e Proloco per la gestione del parco, che rimesso a nuovo torna a essere attrattivo per i visitatori. È stata un'emozione forte per me perché ci sono ritornato dal 2012 dopo il primo intervento importante che abbiamo fatto, che ha visto l'ingresso con una struttura importante valsa quasi 200.000 euro e logicamente poi tutta la riqualificazione del parco che oggi rivede riqualificato ulteriormente questo parco, che è diventata una chicca secondo me non solo della provincia di Treviso ma del Veneto. Adesso le notizie dal Bellunese. Allora ripartiamo dai No Green Pass. Abbiamo visto il telegiornale del Veneto, in quello di Venezia e in quello di Treviso, proprio in questa edizione le piazze che si sono riempite nuovamente. A Belluno i No Green Pass scenderanno in piazza domani. Manifestazione contro il Green Pass a Belluno, perché così tanti giorni dopo tutte le altre in Italia? Abbiamo avuto qualche problemino organizzativo, nel senso che avevamo visto che stavano partendo, noi siamo stati un po' latitanti anche perché la piazza di Belluno non è una piazza facile, dunque abbiamo molti contro, indubbiamente. Speriamo che dopo le manifestazioni fatte di aver raccolto anche un po' di quelli un po' più timorosi, perché questa del Green Pass secondo me comincia a richiamare più persone, anche coloro che credono nel vaccino, perché noi siamo per la libertà, come l'abbiamo sempre detto. Cittadini chiamati ad essere presenti nella centralissima Piazza dei Martiri di Belluno se contrari al Green Pass, chiedendo un parere a quegli stessi cittadini, di cui moltissimi indossano la mascherina anche all'aperto, incontrandoli in quella stessa piazza o nelle viuzze adiacenti. Va detto però che la maggioranza si schiera a favore del provvedimento del governo, seppure con qualche perplessità. Mi sembra una buona idea, se l'alternativa è chiudere, meglio il Green Pass. Spero che diventi ancora più restrittivo, cioè che tutti debbano averlo per poter entrare. Sono d'accordissimo che ci sia modo di esprimersi e di entrare nei locali tranquilli. Green Pass, cosa ne pensa? Mi viene da ridere, scusa. È anche un controsenso tante volte, perché prima avevano detto che non si poteva anche nei bar stare al banco
e bisogna stare seduti. Adesso si può stare al banco senza Green Pass, sì, allora ci sono dei controsensi. È una buona cosa, infatti ho fatto il vaccino proprio ieri, penso che è giusto così. Sembra sia fatto bene? Un po' da rivedere, però in linea di massima sono favorevole. Secondo lei c'è una concreta speranza che il Green Pass possa essere modificato? Secondo me sì, spero che il governo lo riprenda per mano, perché abbiamo visto anche con altre associazioni che ci sono insomma, è stato studiato male, secondo me, come è stato studiato male altre restrizioni. Intanto l'ULSS Dolomiti ha accolto la richiesta dell'associazione Palio Città di Feltre per il supporto all'organizzazione della tradizionale rievocazione storica che si terrà a Feltre nel prossimo weekend, quindi non in questo. A tutto il corteo storico, configurante e sbandieratori, agli atleti, agli organizzatori e ai volontari sarà chiesto il Green Pass, così come al pubblico. Il team tampone dell'ULSS Dolomiti sarà poi operativo nella sede di Borgo Ruga sabato 7 agosto dalle 9:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 15 e poi domenica dalle 9 alle 13 sia per gli addetti ai lavori che per il pubblico con accesso libero. E adesso torniamo a parlare di incidenti in montagna, degli interventi tanti del soccorso alpino. In aumento in questi ultimi mesi gli interventi del soccorso alpino e certo un soccorso alpino che commenta anche quelle immagini che hanno fatto il giro d'Italia dalla Val d'Aosta con gli escursionisti in Bermuda, segno appunto che non c'è ancora una cultura evidentemente dell'escursione. Sentiamo. Quasi non c'è giorno che il soccorso alpino non informi le redazioni di interventi svolti sulle Alpi bellunesi. Per fortuna si tratta quasi sempre di piccoli incidenti, senza gravi conseguenze, ma intanto elicottero e squadre devono alzarsi in volo e soccorrere chi è in difficoltà. Se poi chi chiede aiuto ha magari impegnato il percorso in abbigliamento inadatto, ecco che possono accadere reazioni come quelle del presidente della Val d'Aosta riportata dai giornali. La Val d'Aosta, il presidente ha dato un monito su una foto scattata, quindi ha creato un movimento sul web, no? Un accanimento anche. Io non me la sento di andare contro tutti e dire no, sono tutti così, no, assolutamente. È una minima parte degli utenti che frequentano la montagna che non hanno questa consapevolezza e quindi non bisogna generalizzare. La montagna chiede rispetto e chi la frequenta deve essere consapevole delle proprie possibilità, di dove sta andando e che cosa richiede il percorso a cui si appresta. Abbiamo visto che bene o male gli infortuni incidono circa per il 40% per una scarsa preparazione fisica e una capacità non adeguata per affrontare l'ambiente delle quote più alte. Quindi chiediamo di avere anche una preparazione atletica. Non dico che dobbiamo essere degli atleti, però fisicamente dobbiamo essere preparati e se non lo siamo dobbiamo tarare il nostro percorso per le nostre competenze. Con questo appello che è sempre importante si chiude la nostra edizione del telegiornale di Treviso. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. L'anticiclone cede sotto la spinta di una perturbazione atlantica e così il mese di agosto inizia con qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio di domenica con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto al mattino nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse, a tratti saranno anche diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio poi progressivo miglioramento a partire dalla pianura con maggiori schiarite e tendenza ad esaurimento delle precipitazioni, salvo per residui fenomeni sui settori montani. Generale calo delle temperature, minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui precipitazioni diffuse a inizio giornata, andrà meglio via via con il passare delle ore. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 27-30 gradi.
Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con temporali anche in questo caso dappertutto, alternati nelle ore pomeridiane a qualche parentesi più asciutta. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime infine sui 27 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.